Abbiamo una legge, è inutile che lo dica io, lo dicono tutti, abbiamo una legge, i giudici che, cioè, è assurdo, insomma. Sembra che uno che fa più danni ga meno, non lo so neanche spiegare, cioè, ho sentito che la volta che era evasa, che voleva suicidarsi, non lo so, ma poi non voglio saper niente di quella persona lì. È talmente deluso e distrutto dal dolore Lucio Potente, papà di Elena, nonno del piccolo Mattia e marito di Maria Grazia, che non ha più la forza di commentare ciò che riguarda Angelica Hutter, la 34enne tedesca che ha falciato il compagno di Elena, Marco Antonello, il figlio di 2 anni e la nonna. Nulla più, dice Potente, ci restituirà ciò che abbiamo perso. Non voglio sapere nulla di 'sta persona qua. Le dico solo che stiamo male, ma male, 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 basta. Mi scusi se non mi protraggo oltre. No, E no, la capisco io bene. devo vivere per aiutare i miei figli e ci ha distrutto la vita a 5 famiglie, no alla nostra. La nostra, mia figlia poi ha perso tutto, capisce? Ha perso il piccolo, ha perso la mamma che glielo teneva, ha perso il compagno.